Buonasera alle principali notizie. Un mese dopo la frana Niscemi, la Procura di Gela continua ad indagare. Intanto, tra promesse e visite istituzionali, gli sfollati chiedono risposte concrete. Stasera una fiaccolata per non dimenticare. Danni del ciclone Harry a Stazzo nel Catanese, si cerca di ripartire dopo la distruzione del litorale. Esecutivi lavori anche per il ripristino dei porti di Pozzillo e Santa Tecla. A Palermo chiusa una sala bingo dopo il concerto del neomelodico Anthony ed assistere all'esibizione due boss mafiosi. Il questore Calvino firma il foglio di via al cantante che dovrà lasciare la città. A Belpasso nel Catanese, dopo il sequestro per smaltimento illecito di rifiuti, ancora chiuso il parco Etnaland, non potrà riaprire se non bonificherà l'intera area. Nuovo spazio per gli studenti a Catania, nasce la consulta provinciale Lab dedicato a partecipazione, idee e innovazioni giovanili. Sanremo, seconda serata della Kermesse Canora che seguiamo con inviati e la trasmissione Voci da Sanremo. Oggi ai nostri microfoni Francesco Renga. Calcio Serie C, il Catania è tornato ad allenarsi al completo in vista del doppio impegno in trasferta. Primo appuntamento a Salerno, il nodo per Toscano e l'attacco. Buonasera. E dunque la Procura di Gela continua ad indagare sulle cause della frana di Niscemi. Ascoltata l'ex prefetta Isabella Giannola. Intanto, tra promesse e visite istituzionali, i residenti chiedono risposte concrete. Sentiamo GR Italia. La Procura di Gela stringe il cerchio sull'inchiesta aperta dopo la frana di Niscemi. Il capo dei magistrati Salvatore Vella ha accolto a sommare informazioni l'ex prefetta di Caltanissetta Isabella Giannola, nominata commissaria straordinaria per la ricostruzione dopo il disastro del 1997. L'esame testimoniale si è svolto nei locali della squadra mobile di Palermo alla presenza dei due sostituti procuratori titolari del fascicolo di un consulente della Procura. L'indagine al momento resta ancora a carico di ignoti. Poche settimane fa, in un'intervista ad Avvenire, l'ex prefetta aveva puntato il dito contro le mancate opere di prevenzione, interventi mai realizzati, fondi stornati e un rischio idrogeologico rimasto irrisolto. Oggi quelle parole tornano fortemente d'attualità, mentre la magistratura prova a far luce su eventuali responsabilità. Nel frattempo, a Niscemi la politica si è fatta vedere tutta, da destra a sinistra, sul ciglio della zona rossa o tra la gente, per portare solidarietà e promettere interventi. Ma dal palazzetto dello sport è diventato da oltre un mese il cuore della comunità, tra le famiglie sfollate, gli imprenditori e gli agricoltori che hanno perso tutto, resta una sola richiesta: trasformare le visite in aiuti concreti. Le parole non bastano più. Adesso chiediamo di essere presenti nei loro pensieri quando muoveranno le carte che devono muovere per poter far sì che ognuno possa avere un po' di tranquillità e una svolta alla vita che in questo momento si è fermata. Voglio vedere se c'è questa concretezza di questi aiuti, di questa ricostruzione e di questa tutela per noi cittadini innanzitutto. Eppure, tra macerie e incertezze, resiste anche la speranza. A ricordarlo è nonna Rosa, quasi 90 anni, che ha vissuto 2 frane e 2 volte ha perso tutto, senza mai perdere il coraggio. Noi siamo ottimisti, forti e coraggiose. Io sono una persona piena di fede. Io penso che tutto si metta a posto e possiamo essere consolate. E stasera, un mese esatto dalla frana, Niscemi scende in piazza con una grande fiaccolata, un gesto collettivo per non dimenticare, per chiedere verità, sicurezza e futuro. La mobilitazione è stata organizzata dal Comitato Evento Franoso. In piazza cittadini che hanno perso la casa, gli esercenti del centro storico e gli imprenditori agricoli, tutti uniti per chiedere celerità negli aiuti. E intanto la Regione siciliana ha stabilito l'esenzione dei ticket per tutti i residenti della zona rossa che hanno perso la casa. Ci occupiamo del ciclone Harry. Stazzo nel Catanese si rialza, parla il sindaco. Sentiamo Tonino De Mana. Siamo ormai addirittura d'arrivo, riapriremo i nostri lungomare, chiaramente con qualche cerotto. Sarà un'estate quasi normale, il sindaco di Acireale Barbagallo lo dice senza esitazioni, in una Stazzo baciata dal sole, con i raggi che riscaldano il cuore e l'anima, tenendo lontano i cattivi pensieri del ciclone Harry. Chiaramente ci sarà ancora molto da fare, ma dal borgo marinaro Acese arrivano segnali forti e chiari. L'esempio è la strada e la massicciata sul lungomare rimessi in sesto in meno di un mese. In questo mese abbiamo fatto il possibile
tutto quello che la legge prevede rispetto alle messe in sicurezza, quindi siamo ormai addirittura d'arrivo e noi abbiamo sotto le strade la Pietralavica, quindi siamo tra virgolette fortunati perché c'è una certa sicurezza, mentre dove le strade sono state realizzate nella sabbia i problemi sono, diciamo, di natura differente. Il comune di Acireale ha fatto la sua parte, ma per l'ultimo step servirà l'intervento di Stato e Regione. Manca l'ultima quota parte per cercare di tornare realmente alla normalità e ci attendiamo quindi una risposta immediata da parte della Regione Siciliana e dello Stato. Intanto dal Genio Civile arrivano altri segnali confortanti con lo stanziamento di fondi per il ripristino e la funzionalità dei porti. La fetta più importante è destinata proprio a Stazzo, 500.000 euro, poi Pozzillo 450.000 e Santa Tecla 400.000. I lavori, fa sapere Barbagallo, sono subito esecutivi. Del resto, per chi vive di mare e per il mare non c'è tempo da perdere. Adesso a Palermo chiusa per un mese una sala bingo dopo il concerto del neomelodico Anthony. Ad assistere all'esibizione due boss mafiosi di spicco con i quali il cantante ha scambiato continui gesti di intesa. Diversi brani dedicati anche a chi è finito e chi è in carcere. Marco Gullà. L'amore non scende, succede senza pensare. Una sala bingo a Palermo in via Messina Marina è gremita di gente, non soltanto per tentare la fortuna, ma anche per ascoltare il cantante neomelodico Anthony e le sue dediche a chi si trova richiuso in carcere. Per questa sala è arrivata la chiusura per un mese da parte del questore Vito Calvino. Tra il pubblico c'erano infatti Giuseppe Caserta e Claudio D'Amore, già in passato condannati per reati di mafia e riconducibili alle famiglie di Brancaccio e Corso dei Mille. Il neomelodico si è esibito con diverse canzoni del suo vasto repertorio, scambiando gesti di intesa con i suoi fan e con Caserta e D'Amore, seduti entrambi in prima fila per assistere allo spettacolo. La partecipazione dei due, lontana dall'essere considerata un mero ascolto passivo del concerto, non può non essere ritenuta una lesione della sicurezza pubblica in quanto avvenuto in presenza del pubblico, spiegano dalla questura. Dopo quanto pubblicato su TikTok, gli investigatori della polizia hanno avviato degli accertamenti per ricostruire l'organizzazione dell'evento, un evento che certamente non poteva tenersi in quella sala. Oltre alla sospensione dell'autorizzazione per la sala bingo, al cantante è stato notificato un foglio di via, dovrà lasciare Palermo e non potrà farvi ritorno per i prossimi 2 anni. A Messina la campagna elettorale si sta scaldando e polemica per le assunzioni firmate nelle ultime ore, per le partecipate, per i contributi stanziati per le manifestazioni estive e autunnali. Tutto poche ore prima che le dimissioni del sindaco diventino definitive. Francesco Triolo. Ci stiamo domandando semplicemente se è opportuno che un CDA dimissionario, una giunta dimissionaria a pochi mesi delle elezioni faccia stabilizzazioni, assunzioni e ultimi affidamenti di fine mandato, incidendo sostanzialmente in maniera profonda anche sul percorso elettorale. Questo è totalmente inopportuno, da contestare. Clima da campagna elettorale a Messina, gli animi sono pronti ad accendersi. Alessandro Russo, candidato in pectore del centro-sinistra sindaco, infiamma il dibattito dopo le stabilizzazioni che due partecipate, Messina Social City e ATM, tra ieri e oggi hanno fatto. 28 contratti a tempo indeterminato firmati, gli ultimi quelli degli autisti di ATM, oltre al consolidamento orario per 165 dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2019. Domani toccherà i primi 100 della graduatoria definitiva del concorso per agenti di polizia municipale, convocati a Palazzo Zanca per comunicazioni in vista dei contratti che saranno firmati a marzo. È segno di responsabilità, uno perché il 27, quindi venerdì, scadono i 20 giorni, finisce il mandato e quindi concludere tutto quello che c'è aperto è un segno di responsabilità. Secondariamente non è una giustificazione, le cose si fanno nei tempi e nei modi in cui le procedure lo consentono. Faccio un esempio fra tutti, il concorso dei vigili urbani l'abbiamo attivato noi. Sicuramente non potremo assumerli in questi giorni, si assumeranno fra un mese, ma non è importante l'atto quanto il completamento di un percorso che finalmente sta andando avanti. Ma non ci sono solo assunzioni, la Giunta ha deliberato anche la stagione degli spettacoli estivi, Antonello Venditti, Levante, Fiorella Mannoia, Marco Masini, tanto per fare qualche nome, all'Arena Capopeloro, e poi l'organizzazione dello Street Food Fest di ottobre, tutti atti arrivati poche ore prima di lasciare Palazzo Zanca e concentrarsi sulla campagna elettorale.
Siamo andati a Belpasso, nel parco Etnaland, dopo il sequestro per smaltimento illecito dei rifiuti. Il comune non si occupava della raccolta, affidata a una ditta esterna che trattava solo la differenziata. Il resto veniva bruciato e interrato. Non potrà riaprire se non bonificherà l'intera area, l'intera struttura attrattiva. Sentiamo Lorena Dolci. Ma in questo momento non c'è nessuno con cui parlare? In questo momento non la posso far parlare con nessuno. Non parla nessuno a Etnaland. Qui è tutto chiuso e non solo perché siamo fuori stagione. I sigilli parlano chiaro. Il parco divertimenti più grande del meridione, 500.000 visitatori l'anno, è sotto sequestro per una serie di reati ambientali, fra cui lo smaltimento illecito di rifiuti. Muti i dipendenti, non rilascia interviste neanche il sindaco di Belpasso. Carlo Caputo fa sapere solo che il comune non si occupava della raccolta rifiuti. Etnaland presentava ogni anno un contratto con ditte esterne per ottenere lo sgravio sulla Tari, pagando la metà della tassa rifiuti. Fra queste c'era anche la Green Team di Federico Magnano Sallio. Quelli che prendevamo noi erano ovviamente differenziati, sono stati regolarmente conferiti negli impianti e accettati come rifiuti conformi. L'inchiesta ha accertato invece che i rifiuti indifferenziati c'erano e di notte, quando il parco chiudeva, venivano bruciati e sepolti in un terreno confinante, creando nel corso degli anni un dislivello di 9 metri di spazzatura, quello avvistato dalla Guardia Costiera con un sorvolo già nel 2022. Non solo, per i magistrati le acque delle piscine trattate con cloro e altre sostanze chimiche finivano in un laghetto artificiale, con il rischio di contaminare anche gli uliveti circostanti. Sono in corso, come vedete, dei lavori di potatura degli alberi, ma prima della riapertura, quando ci sarà, i lavori da fare saranno molto più impegnativi. E la domanda che tutti si fanno: riaprirà il parco? Il titolare, l'imprenditore Francesco Russello, che è indagato, è stato nominato custode dei beni sequestrati. Sarà lui a eseguire gli obblighi imposti dai magistrati, in primis procedere alla bonifica e completare l'impianto di depurazione. Arriverà in tempo per la stagione estiva? Il suo avvocato Peluso fa sapere che sono in attesa della relazione di un consulente per procedere ai lavori. Breve pausa e poi andremo a Catania, dove nasce un nuovo spazio dedicato agli studenti. Nuovo spazio per gli studenti a Catania. Alle Ciminiere è inaugurata la sede della Consulta Provinciale, un hub dedicato a partecipazione, idee e innovazioni giovanili. Desiree Ferlito. Un nuovo spazio di partecipazione e confronto per i giovani del territorio nasce nel cuore di Catania. Inaugurato al Palazzo dell'Innovazione del centro fieristico Le Ciminiere, la sede della Consulta Provinciale degli Studenti nell'ambito del progetto Ciminiere Hub. Un'iniziativa che punta a trasformare l'area delle Ciminiere in un polo dedicato all'innovazione, alla creatività e al protagonismo studentesco, in un'importante fase di rilancio. Ha avuto l'impegno da parte del direttore alla programmazione, d'accordo con il presidente Schifani, per darci 17 milioni necessari alla riqualificazione del nostro ciotolone, del nostro cutuliscio. Quindi stiamo correndo perché diventa troppo importante per la cultura catanese per continuare a immaginarlo chiuso da cancelli e inferriate. La nuova sede rappresenterà un punto di riferimento per gli studenti delle scuole superiori della provincia, uno spazio in cui progettare attività, promuovere iniziative culturali e rafforzare il dialogo con le istituzioni. Mettere insieme il presente con il futuro, con chi questo spazio lo abiterà e diventerà anche protagonista delle scelte decisionali. Un momento simbolico che segna un passo avanti verso una scuola sempre più aperta a territorio e capace di valorizzare le idee delle nuove generazioni. In programma per i prossimi mesi abbiamo diverse conferenze riguardo tematiche a noi molto vicine, come la sicurezza in strada o l'educare alla memoria storica. Con il progetto Ciminiere Hub, Catania investe sui giovani, offrendo loro un luogo fisico e concreto in cui far crescere partecipazione, cittadinanza attiva e innovazione. Seconda serata del 76esimo Festival della canzone italiana. Proseguono i nostri collegamenti con le voci da Sanremo, in diretta alle 19:30 a reti unificate su Telecolor, Antenna Sicilia, in streaming su Sicilia Web. Sentiamo uno dei big in concorso, Francesco Renga.
Perché la canzone è una canzone matura che tratta un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Quella è una riflessione intima, insomma, su quelli che dovrebbero essere i rapporti verso l'altro, e quindi racconta appunto che prima bisogna risolvere i propri crucci, le proprie zone d'ombra, attraversarle da soli senza proiettare le proprie criticità sugli altri, quindi per poter dare il meglio di me. Legame con la Sicilia, so che per metà il tuo sangue è siciliano. Assolutamente, terra bellissima, mia madre era di Palermo, la famiglia di mia madre era di Palermo e ogni volta che ci vado non so perché, se è una cosa ancestrale, respiro un po' aria di casa. Adesso sentiamo il ballerino e coreografo Francesco Paolo Turchi che ricorda Pippo Baudo, a cui è dedicata l'edizione di quest'anno del Festival di Sanremo. Sentiamo. Lui era una persona eccezionale, un competente e aveva quella marcia in più che capiva prima quello che voleva il pubblico e faceva sempre, e infatti tutti i successi. Pippo, veramente dovrebbero far studiare un po' i ragazzi su quello che è la vita artistica di Pippo Baudo. Ha cambiato un po' il modo di fare televisione? Sì, assolutamente, ha cambiato il bello della diretta, famoso che era invece proibito prima, ma poi aveva una marcia in più anche quando vedeva una ragazza, una cantante, la portava con la stessa Pausini, Giorgia. Lui era così, era un grande e resterà sempre grande. Tu sei legato a noi perché hai un passato anche a Telecolor. Sì, ho un passato a Telecolor. E anche Carmen credo che abbia fatto qualcosa a Telecolor agli inizi. Quindi, ma poi io sono sempre legato alla televisione, al mondo dello spettacolo, ho dedicato la mia vita, quindi amo tutti i livelli, anche ballettistici, quelli che possono essere il canto, che non è il mio settore, però io adoro tutto quello che è artistico. Breve pausa allo sport, il calcio, il Catania che prepara la trasferta di domenica a Salerno. Per il calcio il Catania da oggi nuovamente in campo per preparare la trasferta di domenica a Salerno. Il nodo per Toscano e l'attaccante. Si attendono i risultati degli esami di Forte. Sentiamo Francesco Triolo. I 2 giorni di pausa sono stati solo sulla carta per molti. Da oggi il Catania è tornato ad allenarsi al completo in vista del doppio impegno in trasferta che il calendario mette davanti. 2 scontri diretti, 2 incroci che definiranno il prossimo futuro del campionato rosso-azzurro. Si parte da Salerno, piazza in subbuglio nelle ultime ore, che ha vissuto anche il ribaltone in panchina con l'arrivo di Serse Cosmi al posto di Peppe Raffaele. La Salernitana dovrebbe anche cambiare volta, almeno tatticamente, con un 3-5-2 che è nelle corde del nuovo tecnico, con il rilancio di Golemic e l'avanzamento di Capomaggio. Situazioni che Mimmo Toscano e il suo staff analizzeranno e approfondiranno con la squadra da oggi per tutta la settimana. L'allenatore etneo ha anche i suoi pensieri e c'è attesa, per esempio, per l'esito dei controlli a cui è stato sottoposto Forte. Proprio Forte e Caturano in particolare sono gli attenzionati speciali, anche se le alternative per l'allenatore del Catania non mancano. Rolfini può giocare come punta avanzata, così come è accaduto col Giuliano, ed è pronto a farlo. Al suo fianco c'è la possibilità che venga confermata anche Lunetta come domenica scorsa, oppure impiegare Bruzzaniti dall'inizio. Il Catania poi scenderà in campo conoscendo già il risultato di Potenza Benevento e quindi anche l'atteggiamento potrebbe essere condizionato da quanto accadrà su quel campo. La trasferta della Rechi è vietata ai tifosi del Catania. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in chiaro in esclusiva da Telecolor con la versione extra large da 4 ore di diretta stadio. Chiudere una notizia dell'ANSA sarà l'associazione Attiva Stromboli che garantirà il trasporto di chi si trova in difficoltà, soprattutto in trasporto dei malati, fino all'elipista isolana. È stata infatti siglata una convenzione con l'ASP di Messina. Il servizio prevede così il trasporto con la piccola ambulanza in dotazione alla guardia medica dei pazienti dal presidio sanitario da qualsiasi altro luogo dell'isola fino appunto all'elipista, cosa che prima non avveniva. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.